Saluti a tutti su Jazz Spot su 2016, Poeta TV e media partner de Poetas in Prazzo, una bella rassegna letteraria, anche io sono toviai poetas e scrittori sardos e non scetti sardos, andeo su doi. Siamo su Jazz Spot su 2016 con suo amico Gianni Magia, grande poeta castellaio, che si deve presentare sa rassegna Poetas in Prazzo, aí c'è Gianni. Aici, sì, è cominciata da Riserusu, dunque da Domenico 10 a Cenavara 15, ogni su Festival Jazz Expo, adesso per tutti Poetic Corner, Poetas in Prazza, un rincone che anti apparicciò questa poesia e che con piacere in mano manti dona usagia e dunque ogni usate i poetas mannus con notus e poetas che funti mannus ma non funti ancora con notus. Questo è un esperimento molto interessante, devo dire siamo al secondo giorno, i risultati sono decisamente positivi, anzi la risposta del pubblico e del quartiere ci sta premiando, tant'è che molto probabilmente, se tutto prosegue in questo modo, ripresenteremo il progetto l'anno prossimo. Il progetto consiste in questo: l'European Jazz Expo è curato e realizzato a Jazz in Sardegna, una lunga e blasonata storia ventennale, conosciuto in tutto il mondo, e si è sempre occupato di musica e musica jazz in particolare. Quest'anno, con alcune incursioni durante la sua storia, a cui io ho collaborato, inserendo dei piccoli flash editoriali, soprattutto legati a libri sulla musica. Da quest'anno, ragionando così sugli sviluppi e sul ritorno a Cagliari dopo i problemi che ci sono stati con le amministrazioni eccetera eccetera, che già sono spiegati nella fanzine, il progetto è rientrare a Cagliari in un quartiere storico bellissimo come Villanova, in piena rinascita, in piena espansione anche col pubblico giovane, e ho accolto con entusiasmo la proposta di creare qualcosa di letterario più strutturato dentro il programma di Jazz in Sardegna. Al Jazz Expo anche Paolo Bravi, etnomusicologo marchigiano ma ormai in via di sardizzazione perché avanzata da tanti anni lavora proficuamente, direi, per la cultura sarda. Infatti qui presenta la sua ultima pubblicazione, A Boga della Condages. Sì, A Boga è un volume che è nuovo ma nello stesso tempo è un volume anche in qualche modo si riallaccia al passato, perché praticamente è una collezione di contributi che io ho prodotto nell'arco di 15 anni e che molte volte erano state presentate, nella gran parte delle volte, in sedi molto locali. Tu sai che questi interessi verso la poesia locale, campidanese, sono interessi che spesso riguardano soltanto nicchie di persone, e allora le pubblicazioni erano spesso pubblicazioni che oggi sono introvabili. Mi è capitata l'occasione per radunare questi saggi, gli ho dato una veste nuova, ho fatto una presentazione che in qualche modo anche spiegasse il percorso che io ho svolto in questi anni, quello che dicevamo prima di parziale, sempre imperfetta e tutto quanto vogliamo dire sardizzazione, però diciamo di avvicinamento al mondo sardo, e quindi in qualche modo li ho collocati anche in una prospettiva storica e anche biografica in relazione a questo mio processo di completamento personale. Dopo Paolo Bravi, che era uno studioso continentale in via di sardizzazione, troviamo il papà scientifico di Paolo Bravi, che è il professor Ignazio Macchiarella, che è di un'altra isola, la Sicilia, ma anche lui un po' innamorato della storia e della cultura sarda. Innamorato, voglio dire, sono le passioni di una vita, insomma, ecco. Però forse volevo dire che insomma in realtà non sono proprio il papà di Paolo, perché Paolo si è laureato con una persona molto diciamo più competente del sottoscritto, che è il professor Carpitella. Io ho la fortuna appunto di aver incontrato lui e altre persone qui in Sardegna, di aver appunto potuto avviare diciamo un certo tipo di ricerca scientifica di etnomusicologia che per ragioni diverse insomma in Sardegna è arrivata in ritardo rispetto alle altre regioni d'Italia. Insomma, di questo insomma diciamo che io ho avuto la fortuna di trovare qui non soltanto diciamo persone musicisti, poeti, cantadores eccetera, molto gentili e molto disponibili, ma anche la fortuna di trovare un gruppo di giovani insomma
di persone insomma, interessate a lavorare, a ragionare musicalmente, cioè a ragionare scientificamente. Deo sono in che proiette ha pubblicato dai Paco questo nuovo libro che si narra da Toccos de Ballu ed è un libro con un CD e si catta una intro ischetas che Selbini può conoscere Sol Ballo Sardo di Dottor Sardegna e un disco che accompagna da con Sol Ballo che ben descritto sa intro di questo libro. Paola Dentoni, grande cantatore a Samoda Campidanese, impara su pratica, grande chitarrista e c'è tutta Samoda Campidanese. Prima però di questionare di stato più di ollo, Pago questionare del Paese Basco, voi vosaltros feste nel Paese Basco a rappresentare questa Sardegna. Contasi tu Pago. Ti posso contare, è un'esperienza troppo bella. Chi c'è occasione di andare a fare, ma fai grappuro. È stata una cosa meravigliosa. Siamo spantata per tutta questa organizzazione e per tutta questa gioventù che tu in questo luogo che improvvisa. È una cosa che è uno spanto veramente. Perché abbiamo più appassionati a questo canto di queste improvvisazioni e noi non da mai più.